Sant'Ambrogio di Valpolicella, nelle colline a nord di Verona, opera la polisportiva La Vetta, sodalizio che ha già superato i 35 anni di attività e che annovera un grosso numero di praticanti. La polisportiva La Vetta svolge attività in campo calcio maschile e pallavolo femminile. Pallavolo facciamo solo il lato femminile. E siamo nati nel 73 a livello parrocchiale, possiamo dire. Noi siamo quasi una società di tipo parrocchiale. Poi negli anni ci siamo evoluti e siamo arrivati fino a portare una squadra in Serie C. La Serie C dunque è la massima categoria che troviamo alla Vetta. Sono le atlete stesse a descrivere così la società. È una società, come dire, sincera, nel senso che non fa parte di questa compagine nessuna, tra virgolette, che viene qui per il soldo, nessuna mercenaria. Però è una società di sentimenti, tutte quante siamo qui per fare del nostro meglio e per cercare di dare sempre un qualcosa al nostro pubblico che ci segue sempre. E allora grande entusiasmo e voglia di misurarsi per la prima volta con un campionato di Serie C. La Vetta punta dunque a mantenere la categoria. L'obiettivo è quello della salvezza, l'obiettivo è anche quello di far crescere le giovani che ci sono in squadra. Quest'anno è una compagine piuttosto giovane, fresca, che sta tentando di arrancare su questa classifica. Quest'anno non è un campionato facile, ma ce la faremo. La polisportiva La Vetta schiera in prima squadra 3 atlete cresciute direttamente nel proprio vivaio. Una di loro è Jenny Toffalori, che racconta così la sua ascesa in prima squadra. Ho iniziato a giocare a pallavolo all'età di 9 anni, quindi sono 15 anni che gioco a pallavolo in questa società, sono sempre rimasta in questa società e ho fatto tutte le giovanili, all'età di 14 anni sono approdata in prima squadra e sono ancora qui. Anche Elisabetta Avona è un prodotto del vivaio del Sant'Ambrogio e non nasconde qualche ambizione sportiva per la prossima stagione. La squadra comunque è giovane, quindi per adesso stiamo cercando di crescere insieme e consolidare allenamento per allenamento la nostra formazione. Ovvio che comunque come tutti i buoni atleti si spera sempre in qualcosa, comunque in una promozione. Quest'anno vedremo come andrà le ultime partite del ritorno e l'anno prossimo non si può non puntare in alto, insomma. Il campionato della Vetta sta andando secondo le previsioni ed è già una bella soddisfazione visto che questa squadra è una neopromossa. Quest'anno è il primo anno che facciamo questo tipo di livello e sempre è ovvio che andando più avanti intanto cerchiamo di mantenerlo e poi più avanti se lavoriamo bene, se viene anche la promozione, ben venga. A Sant'Ambrogio di Valpolicella, fra l'altro, sta sorgendo un nuovo palazzetto che offrirà nuovi spazi a questa società. Siamo in grandissima sintonia con i nostri amministratori e adesso si sta ultimando un palazzetto, qui siamo nella palestra delle scuole medie, ma si sta ultimando un palazzetto qui a 500 metri di distanza. E comunque i rapporti con l'amministrazione comunale sono eccellenti, cercano di aiutarci come possono in tutte le maniere. Al momento, prima squadra compresa, alla Vetta giocano a pallavolo circa 200 ragazze. Se parliamo di mini volley, quindi bambini fino al primo volley, quindi fino agli 11-12 anni, siamo sui 50-60 bambini. In tutto andiamo, compreso tutto il giovanile, andiamo anche sui 150-160 persone. Giovanile c'è l'Under 12, quest'anno è saltato l'Under 13, ma generalmente c'è anche l'Under 13, Under 14, Under 16. Il prossimo anno ci sarà anche l'Under 18, comunque c'è una seconda divisione quando non c'è l'Under 18 in genere. E poi c'è la prima squadra.